Buongiorno, ben ritrovati, siamo in diretta come sempre e in primo piano oggi la cronaca con una tragedia avvenuta nel veneziano. Un ragazzo di 18 anni è morto nella notte a causa di un incidente tra più veicoli avvenuto ieri sera lungo la tangenziale di Porto Gruaro nei pressi dello stabilimento della Purina in via Mattei. A nulla sono serviti tentativi di salvargli la vita. Estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco, il SUEM 118 ha trasportato il ragazzo in gravi condizioni all'ospedale locale, trasferito poi all'Angelo di Mestre e per essere sottoposto ad un intervento chirurgico si è spento però nella notte. Altre 2 persone sono rimaste ferite nello stesso schianto. Il tragico impatto sarebbe dipeso come con ogni probabilità dalla perdita di aderenza sull'asfalto di una delle auto coinvolte a causa della pioggia battente. Ed è proprio del maltempo che ora parliamo perché come avete sentito insomma sono 2 giorni che piove incessantemente. Le zone più colpite sono quelle del Padovano e del Rodigino. Dopo mesi di siccità le piogge dunque nelle ultime ore stanno però mettendo davvero a rischio il sistema idrogeologico in provincia di Padova. Allagamenti sono già presenti nella bassa tra Masi e Castelbaldo. Sui colli Euganei la situazione regge anche se si registrano alcune frane e smottamenti. Sentiamo. Notte di veglia per i sindaci di Masi e Castelbaldo che alle 3:30 hanno fatto il punto della situazione. Nei 2 comuni gli allagamenti stanno interessando soprattutto le campagne e alcune case. L'acqua ha anche invaso alcune vie di comunicazione periferica. Gli scoli non sono riusciti a drenare la quantità di pioggia caduta senza alcuno stop per 24 ore. In piena operatività i volontari della Protezione Civile e gli operatori dei consorzi di bonifica che hanno tutte le pompe in funzione. Oltre a Masi e Castelbaldo, alcuni allagamenti si sono registrati anche a Merlara, Megliadino San Vitale, Monselice. A Montagnana si stanno monitorando i corsi d'acqua e in particolare i livelli del Frassine e del Fratta. A Montegrotto Terme è caduto un grosso pino, ma la situazione è già tornata alla normalità. Piccoli disagi a Padova. Sui colli Euganei tutti i comuni sono in stato di allerta. Protezione Civile impegnata a Torreglia per alcuni allagamenti, così come a Teolo. A Galzignano Terme si è allagata la strada di collegamento tra il comune e Battaglia Terme e si sono registrati alcuni smottamenti, uno in via Sesa. Qui, spiegano dal municipio, sono caduti 3 mm all'ora per tutta la serata di ieri. Preoccupati tutti i sindaci dell'area. Per le prossime ore è previsto un rallentamento delle precipitazioni, ma i bacini di laminazione sono già tutti a livelli elevati e sotto sforzo. Tempo ma nel Trevigiano, perché in località San Liberale e in via Sant'Andrea a causa delle abbondanti piogge si è verificata la caduta di un ridotto quantitativo di sassi dal costone di roccia adiacente che invadeva una parte della carreggiata, chiusa al traffico in attesa delle operazioni di ripristino. Nessuna persona è rimasta ferita, non ci sono nemmeno disagi fortunatamente alla viabilità, trattandosi di strada che conduce in un'area boschiva. Sul posto il personale della stazione dei Carabinieri di Pieve del Grappa. Situazione invece più complicata in provincia di Rovigo. Dalla notte scorsa infatti i vigili del fuoco del comando di Rovigo sono impegnati in tutta la provincia per interventi dovuti alle critiche condizioni meteo che hanno causato allagamenti, danni d'acqua, alberi abbattuti, assistenza a persone in difficoltà. Al momento non si segnalano feriti. Particolarmente colpita la zona del Polesine tra i comuni di Salara, Castelmassa, Occhiobello e Badia Polesine. Sono impegnate 3 squadre in questo momento provenienti dai distaccamenti di Castelmassa e dalla centrale di Rovigo. Sul posto anche diverse squadre della protezione civile. È stata evacuata nella notte da una squadra a Speleo Alpino Fluviale una famiglia a Badia Polesine bloccata in casa dall'acqua.
E a Cortina sulle Dolomiti invece è tornata la neve. La perturbazione infatti che sta attraversando l'Italia ha riportato la neve sulle cime dolomitiche del Veneto, che sono tornate a imbiancarsi nelle ultime 24 ore con neve fresca che ha raggiunto anche 50 centimetri da Ravales, in questa cima che si trova a 2615 metri sopra Cortina d'Ampezzo. Complessivamente al suolo vi sono 146 centimetri di neve. E insomma l'ARPA comunque registra che anche nelle prossime ore, nei prossimi giorni, il maltempo non cesserà. Dunque vi aggiorneremo poi nel corso del telegiornale per cercare insomma di capire come sarà la situazione, ripeto, nelle zone più colpite in questo momento, che sono quelle della provincia di Padova e della provincia di Rovigo. Parliamo ora di cronaca, perché a Padova c'è stato un pestaggio, una persona che è stata aggredita, però migliorano, anche se resta in prognosi riservata le condizioni del sedicenne colpito da un pugno durante una serata in discoteca. L'aggressione, secondo una testimonianza, sarebbe avvenuta all'interno del locale. Sentiamo. Stava ballando con gli amici durante una serata studentesca quando sarebbe stato colpito da un altro gruppo di giovani entrati nel locale Storia di Santa Giustina in Colle con atteggiamento provocatorio. Sarebbe questa la ricostruzione fornita agli investigatori da uno dei compagni del sedicenne padovano ancora ricoverato nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale di Padova in prognosi riservata. Qui l'adolescente era arrivato dopo che i genitori, svegliati nel cuore della notte, lo avevano trovato nel suo letto col volto tumefatto e dolorante domenica all'alba. Il giovanissimo è stato subito operato per ridurre un ematoma extradurale alla testa che metteva a rischio la sua vita. Sono partite anche subito le indagini. Sul tavolo della Procura di Padova, incaricato il PM Marco Brusegan, è aperto un fascicolo a carico di ignoti per lesioni gravi, messe a disposizione dei titolari del locale di Via Tremarende tutte le immagini registrate dalle 12 telecamere di videosorveglianza dello Storia. Sarà interrogato dai carabinieri che stanno indagando anche tutto il personale presente alla serata per cercare di ricostruire le varie fasi dell'aggressione e soprattutto i responsabili. Continuiamo con la cronaca dalla provincia di Treviso. 3 persone sono state deferite in stato di libertà all'autorità giudiziaria nelle scorse ore dai carabinieri del comando provinciale di Treviso. A Castelfranco i militari dell'Arma sono intervenuti verso la mezzanotte di questa notte, su tempestiva segnalazione di una guardia giurata presso la sala d'attesa del centro unico di prenotazione del locale ospedale civile, dove un uomo successivamente identificato dagli operanti in un 48enne di origini moldave in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta alla verosimile assunzione di sostanze alcoliche aveva poco prima esploso in aria diversi colpi utilizzando una scacciacani. Da immediati accertamenti non risulta che al momento dei fatti fossero presenti delle persone o dei sanitari. All'indagato, che non ha opposto resistenza ai carabinieri intervenuti, i militari ovviamente gli hanno sequestrato l'arma priva di tappo rosso e una quindicina di munizioni a salve calibro 8 mm. Le ipotesi di reato a suo carico ora al vaglio dell'autorità giudiziaria sono di porto di oggetti atti ad offendere o molestia e disturbo di persone. Sempre nella notte, questa volta a Vittorio Veneto, un 17enne del posto, controllato invece da una pattuglia del radiomobile della compagnia dei carabinieri vittoriese mentre era a bordo come passeggero di un'autovettura, è stato trovato in possesso di circa una trentina di grammi di marijuana. Il giovane incensurato è stato deferito per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre nel pomeriggio a Treviso un 30enne italiano è stato sottoposto ai controlli dai militari dell'Arma ed è stato trovato in possesso senza giustificato motivo di una pistola a gas priva di tappo rosso riproducente un modello in uso alle forze di polizia. L'arma è stata posta ovviamente sotto sequestro dai militari operanti e la posizione dell'uomo sarà al vaglio dell'autorità giudiziaria.
Ed ora insomma ci spostiamo per parlare di una banda, ci spostiamo nel veneziano e nel padovano perché una banda di ladri ha messo a segno colpi in tutto il Veneto, ma non solo, anche in tutto il nord Italia, ladri professionisti che facevano irruzione nelle abitazioni, anche 3 o 4 i furti nella stessa serata. La banda è finita in manette. Studiavano i piani nei minimi dettagli, professionisti dei furti, 31, i colpi contestati, una ventina fra Rovigo, Venezia e Ferrara, una decina tra Padova e Treviso. Il blitz dei carabinieri del nucleo investigativo di Rovigo e dell'aliquota operativa della compagnia di Adria è scattato nelle ore scorse. In manette sono finiti 3 albanesi, 43, 41 e 34 anni, residenti a Milano, Modena e Pavia. In queste città i loro covi. Da qui partivano in una notte, transitavano almeno in 2 province mettendo a segno almeno 3 o 4 colpi. Alla banda sono state contestate anche 2 rapine improprie. Durante i furti si sono trovati di fronte i proprietari ed hanno reagito per guadagnarsi la fuga. Prese di mira case e appartamenti, svaligiate con perizia, rubavano di tutto, dai monili in oro, oggetti di valore, denaro. Utilizzavano un'attrezzatura professionale fatta di targhe false, auto sportive e veloci, ricetrasmittenti, flessibili di ogni misura ed un vero e proprio arsenale di arnesi da scasso. Non si facevano mancare nulla, ma sulle loro tracce da tempo c'erano i militari dell'Arma. Le indagini coordinate dalla Procura di Rovigo sono scattate lo scorso novembre. Gli accertamenti sono tutt'altro che terminati. La lista di assalti potrebbe essere ben più lunga. La banda ha colpito infatti in tutta Italia, nel Veneto ma anche in Lombardia e in Emilia-Romagna. Uno dei 3 della banda, il 43enne, è stato raggiunto dall'ordinanza di custodia cautelare in carcere nella casa circondareale di Brescia, dove si trova già detenuto per altre analoghe accuse. Gli altri 2 arresti invece sono scattati nelle rispettive abitazioni dove gli indagati sono stati rintracciati all'interno di un garage nell'Interland milanese che veniva utilizzato dalla banda come magazzino oltre che come deposito per le auto utilizzate nei raid. I militari dell'Arma hanno trovato e sequestrato 19.000 euro in contanti, diversi orologi di valore e svariati oggetti in oro, oltre a tutta l'attrezzatura utilizzata per gli assalti. Ed ora andiamo nel veneziano dove è scattata una polemica, sono stati tagliati i centri estivi per i bambini disabili. Sentiamo la rabbia dei genitori ai microfoni di Ilaria Marchiori. Ilaria, buongiorno. Buongiorno allo studio, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo qui per parlare di un caso sollevato da centinaia di famiglie della Riviera del Brenta e del Miranese che riguarda i centri estivi per ragazzi disabili. Qui insieme a me ci sono 2 rappresentanti dei genitori ma anche organizzatori dei centri estivi. Presento subito Valentina Paveggio, che è vicepresidente dell'Associazione Uguale per Tutti e anche socia della Fondazione Antonietta e Riccardo Pauletti di Zellarino e rappresenta l'area del Miranese. Benvenuta Valentina. Allora, in sintesi, che cosa vi è successo? Allora, a ridosso di maggio, qui proprio le prime settimane, abbiamo scoperto che le settimane di centro estivo che noi solitamente gli anni precedenti abbiamo supportato per i nostri utenti, che sono state di 6 settimane a mezza giornata e di 4 settimane gli anni precedenti, ahimè risultano essere 40 ore utilizzabili in 2 settimane. Quindi i nostri ragazzi e gli utenti del Miranese che fanno a capo alla nostra associazione e fondazione avranno come supporto di centro estivo solamente 2 settimane. In sintesi, Valentina, siete stati avvisati praticamente all'ultimo momento che i vostri ragazzi, stiamo parlando di servizi comunque per bambini e adolescenti disabili, si troverebbero scoperti per l'estate. Questo comporta delle difficoltà ulteriori per loro ma poi anche per le famiglie che le devono gestire. Come potreste affrontare voi questa situazione? Certo, la difficoltà di fondo è enorme, perché sia dal punto di vista delle famiglie che si trovano a ridosso proprio delle vacanze estive, che non sono 2 ma bensì 13 da sostenere e da organizzare per i ragazzi, ma famiglie che lavorano hanno necessità di sapere in anticipo come fare, e lo stesso che organizza i centri estivi, perché ovviamente ci avvaliamo di personale qualificato, di psicologhe che non possiamo di certo tenere in stand-by ferme lì finché l'ASL ci conferma se effettivamente
sicuramente ci aiutano, o i comuni ci aiutano ad avere qualche settimana in più, per non parlare di quella che è la discriminazione nei confronti dei ragazzini che durante l'estate avere un mantenimento delle abilità acquisite durante l'anno è essenziale. Alla luce di questo, voi ieri sera avete avuto un incontro con le parti coinvolte. Alessandra Boran, presidente dell'Associazione Famiglie Abilità, e Fondazione Ability, in rappresentanza invece della parte di famiglie della Riviera del Brenta. Da questo incontro cosa ne è emerso? Allora, ne è emerso dalla responsabile del SIS che mancano OS, la cooperativa non riesce a coprire con le OS presenti tutte le settimane di cui avremo bisogno, ma appunto solamente 2 settimane a mezza giornata al giorno. E invece il presidente del comitato dei sindaci dei 17 comuni ci dice che, a fronte di una richiesta importante ulteriore della cooperativa per i centri estivi e in parte della scolastica, i sindaci, le amministrazioni comunali non riescono a coprire appunto la spesa. Fatto sta che i nostri ragazzi hanno solamente queste 2 settimane e non quelle di cui hanno bisogno. Ecco, l'appello che queste famiglie fanno sia ai comuni che comunque all'ULSS è di mettersi una mano sul cuore. Proprio questo è quello che chiedono per venire incontro alle esigenze di questi ragazzi disabili che si troverebbero scoperti nelle loro attività durante l'estate, nonché le famiglie si troverebbero in grossissima difficoltà, anche perché, ripetiamo, l'hanno scoperto davvero da pochissimo tempo e organizzarsi a questo punto è davvero difficile. Quindi chiedono di mettersi una mano sul cuore, una mano sulla coscienza, di potergli venire incontro e dare una mano soprattutto per questi ragazzi. Qui da Mestre è tutto, io restituisco la linea allo studio. Grazie davvero a Ilaria Marchiori. Noi andiamo avanti, continuiamo con la cronaca dal Padovano, la lotta allo spaccio di droga. A Padova, nel quartiere Brusegana, gli agenti della polizia locale hanno arrestato un cittadino filippino che aveva dato vita ad un fiorente traffico di una droga sintetica molto pericolosa. Un'indagine partita dalla scoperta della cessione di alcune dosi dei connazionali, che ha portato gli agenti del reparto di polizia giudiziaria a sequestrare nell'appartamento dell'uomo altre dosi di metanfetamina nascoste nell'involucro di una caramella e tutto il necessario per il confezionamento. Ed ora andiamo invece nella Trevigiano. Razzismo sull'autobus di linea, potrebbe subire ripercussioni sul piano lavorativo. L'autista che nei giorni scorsi avrebbe discriminato una donna di colore su una corsa di linea appaltata da MOM. Sono in corso ovviamente in queste ore verifiche del caso. Noi abbiamo un codice etico, ogni dipendente, che sia diretto, che sia di subaffidatarii, ha l'obbligo di seguire questo codice etico. Quindi assolutamente queste situazioni non possono essere tollerate. Questa è la posizione dell'azienda. E quindi quando avremo accertato tutti i fatti, sicuramente questo signore non lavorerà più per MOM, lavorerà per chi vuole, però per MOM no. È pronto ad adottare la linea dura in qualità di committente il presidente di MOM Giacomo Coladon nei confronti dell'autista della ditta appaltatrice che avrebbe assunto gravi atteggiamenti razzisti nei confronti di una donna italiana 46enne di origini ghanesi, già modella, oggi stilista di fama. Merebella K in queste ore si trova ad Amsterdam, ma ritorna con la mente a venerdì scorso sulla linea 4, la fermata di Viale Cadorna. Sta rientrando nella sua casa di Treviso, dove vive da 20 anni con il marito, un trevigiano, e i 2 figli. L'autobus praticamente ha 2 entrate, è fermata proprio dove ero io, che era la fermata davanti. E vedo che lui non mi apre. A un certo punto lui mi guarda e mi fa: vai in drio. Sì. Allora io sono entrata dietro, sono andata direttamente da lui e ho detto: ma perché non mi hai fatto entrare davanti? Prima volta non mi hai risposta, seconda volta non mi hai risposta, la terza volta tira questo signore un voce arrogante, ma ha urlato: sto guidando, non ho tempo per gente come... E poi si è mangiata.
Nelle fermate successive, racconta Merebel, l'autista apre anche la porta anteriore facendo salire tutti i passeggeri. La donna chiede spiegazioni. Perché io non potevo entrare davanti? Perché ho la pelle scura? Perché sono nera? O perché? Perché ha fatto entrare successivo tutti quelli che hanno la pelle come la sua, ma io che ho la pelle diversa dalla sua mi ha detto proprio vai dietro. Scenari d'apartheid. Merebel decide di non stare zitta, chiede scuse, pubblica l'autista. Io sono cittadina italiana, lavoro, rispetto tutto, trovandomi davanti un gesto così mi sono sentita male. Gesto razzismo ne ho trovati tanti, ma questo qui era proprio una cosa, non so neanche come metterla. Perché lui si è comportato così? Se lui ha comportato così con me, significa che fa con tutti. E continuiamo con la cronaca. Trovato morto nel fiume Piovego a Padova il sacrestano della parrocchia di Tempio della Pace, era scomparso da sabato. Il pubblico ministero ha disposto l'autopsia sul corpo di Ivano Dalle Fratte, il 75enne padovano ritrovato cadavere nelle acque del fiume Piovego all'altezza del Ponte dei Graissi ieri sera. L'uomo, sacrestano e corista della parrocchia del Tempio della Pace, era scomparso sabato pomeriggio da casa. Secondo una prima ricostruzione pare abbia avuto un malore e sia scivolato in acqua, ma i carabinieri non hanno ancora ritrovato la bici con cui l'anziano si era allontanato. Dopo aver pranzato con il fratello e la cognata con cui viveva in via del Pescarotto in zona Stanga, era uscito per fare un giro in bicicletta. In serata i familiari non l'avevano visto rientrare. L'allarme è scattato domenica mattina quando di Ivano ancora non c'era traccia. I carabinieri e i vigili del fuoco hanno concentrato le ricerche lungo l'argine del fiume Piovego. Dolore e sconcerto anche nella parrocchia del Tempio della Pace, dove il 75enne era sacrestano, corista e maestro di canto, ben voluto da tutti. Ecco il ricordo che ne fa Don Luca Facco. Per noi è una grande perdita. Concludevamo sempre la messa con anche un piccolo buffet e lui ci salutava sempre con una barzelletta, per cui anche un uomo di grande simpatia e anche di profonda spiritualità, perché nelle preghiere spontanee, perché la nostra è una parrocchia molto piccola, per cui le preghiere dei fedeli sono spontanee, sempre lui preparava una preghiera dei fedeli, in particolare era molto propenso proprio a pregare sempre per la pace, chiudeva sempre le sue preghiere dicendo basta guerra, per cui veramente portiamo nel cuore una persona a cui abbiamo tanto voluto bene, che ci ha voluto bene, e lo affidiamo soprattutto alla misericordia del Padre. E resta in carcere il 46enne dominicano accusato della morte del trevigiano Antonio Costa sabato notte a Fener nel Bellunese. Davanti al GIP il presunto killer ha confermato la versione della prima ora. Sono da poco passate le 13:30 quando l'auto di Giorgio Gasperina, legale di Pedro Livert Dominguez, lascia il carcere di Baldenic, dove il suo assistito si trova da inizio settimana in stato di fermo con l'accusa di aver ucciso il 53enne Antonio Costa. I fatti sono quelli di sabato notte a Fener di Alano di Piave, quando una serata di festa latinoamericana si è trasformata in tragedia, con Costa colpito a morte da un fendente all'esterno del bar nei pressi della stazione. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia, durato circa un'ora, il presunto killer, vedovo da 1 anno e padre di 4 figli, ha ribadito la versione della prima ora, ovvero che la coltellata fatale sia partita nel corso di una colluttazione e come a tirare fuori il coltello per primo fosse stato Costa. Insomma, Dominguez avrebbe tentato di disarmare il 53enne di origini trevigiane, sentendosi minacciato con il colpo mortale sferrato inavvertitamente, al di là quindi di ogni intenzione. Insomma, una lite trascesa e finita nel modo più drammatico possibile, e questo a causa di alcuni apprezzamenti molesti della vittima nei confronti di una ragazza fidanzata del figlio di un amico di Dominguez. Questa è la ricostruzione fatta dall'uomo al giudice per le indagini preliminari, che ha sciolto le riserve nel pomeriggio, convalidando la misura di custodia cautelare in carcere. Dominguez resta a Baldenic con l'accusa di omicidio volontario. Il dominicano non avrebbe tirato in ballo altri soggetti, ma si continua a indagare senza soluzione di continuità su eventuali responsabilità di terzi. Quanto ai figli dell'uomo incensurato,
I 2 maggiorenni si stanno occupando dei più piccoli. Solo un anno fa avevano perso per malattia la madre. Ed ora torniamo a parlare per un momento del maltempo. Vi avevo anticipato di una piccola frana avvenuta nella Trevigiana in zona San Liberale. Vediamo il servizio. Le precipitazioni intense delle ultime ore stanno iniziando a farsi sentire sulla tenuta idrogeologica del territorio, soprattutto nelle zone di montagna. Questa notte si è verificato infatti uno smottamento a Pieve del Grappa sulla strada che si inerpica sul massiccio. Poco dopo la mezzanotte una frana è caduta sulla strada nel tratto denominato Via Sant'Andrea, in località San Liberale. Secondo le prime informazioni pare che i massi si siano staccati da un costone a causa delle abbondanti piogge, finendo sulla carreggiata. Subito è scattato l'allarme e la strada è stata chiusa al traffico. Ci sono alcuni residenti che sono rimasti bloccati perché Via Sant'Andrea a San Liberale è una strada senza uscita. I locali della zona erano invece chiusi e quindi non ci sono stati problemi per eventuali ospiti o per il personale. Non si segnalano feriti. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Pieve del Grappa. Nel corso della mattinata anche il sindaco Annalisa Rampin è salita in San Liberale per verificare la situazione assieme a un geologo. Il massiccio del Grappa è sotto i riflettori in queste ore perché in passato, in occasione di piogge intense e periodi di maltempo, si sono spesso verificati smottamenti e frane che hanno isolato intere zone per giorni. Nel frattempo continua a piovere sulla pedemontana e sui rilievi, dove le temperature sono scese a picco e si è rivista pure la neve. Sul Monte Verena, nell'altopiano di 7 comuni, si è già creata una coltre bianca di alcuni centimetri che di questa stagione è piuttosto rara. Ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi torniamo in studio perché parleremo anche degli alpini che sono già partiti nonostante il tempo. Sono partiti per Udine dove li attende la Dunata Nazionale, dove li attendono i 3 giorni di festa con lo sfilamento delle penne nere che poi noi seguiremo in diretta. Dunque sentiremo proprio le parole degli alpini che sono a Udine, ma anche un ospite che è ancora qua e che sta per partire nel pomeriggio. Dunque pubblicità, poi torniamo in studio. Siamo tornati nuovamente in studio, siamo alla politica con le elezioni ormai alle porte e oggi a Treviso c'era Matteo Salvini con il sindaco Mario Conte. Salvini ha detto vogliamo che la Lega torni ad essere il primo partito e poi ha parlato anche ovviamente di autonomia, di PNRR e stoccate pesanti per la Francia, sui migranti e poi ha parlato anche dello sbocca nord per il Veneto. Sentiamo dunque la nostra intervista fatta dal nostro Christian Arboit. Per me l'amministrazione Lega, l'amministrazione Conte, il centrodestra di Treviso sono un modello di buon governo a livello nazionale, quindi penso che squadra che vince non si cambia. Porto in dote, al di là di quello che di buono si è fatto sul territorio, è una città straordinaria, stupenda, ben curata. Da ministro delle infrastrutture diciamo che abbiamo recuperato anni e anni persi, quindi il famoso quarto lotto della tangenziale, c'è stata richiesta la progettazione, ci sono i soldi di ANAS per fare la progettazione, una volta che Veneto-Strade avrà fatto la progettazione, nel contratto di programma ci sono anche i 77 milioni necessari, quindi vengo portando qualcosa che i trevigiani si aspettavano da tempo e spero che voti tanta gente, perché magari 2 gocce d'acqua alla Dunata degli Alpini a Udine, magari qualcuno pensa Conte ha già vinto, la Lega ha già vinto, non serve che io vada a votare, ecco, il voto è un diritto, non dico un dovere, spero che tanti trevigiani riconoscano la fatica, l'impegno, la passione, l'onestà e la concretezza della Lega, di Mario e di tutta la sua squadra in questi anni. Quindi non bisogna dare nulla per scontato, Domenico. Mai dare niente per scontato, però girando per Treviso mi sembra che la soddisfazione ci sia, la qualità della vita è eccellente, la manutenzione, la cura, è una città bella che sta diventando sempre più bella, sempre più attrattiva, questo dicono i numeri, è fondamentale anche dal punto di vista del lavoro e quindi come Ministro delle Infrastrutture renderla sempre più sostenibile e raggiungibile è fondamentale. Abbiamo tante infrastrutture in lavorazione sul Veneto, dall'alta velocità ferroviaria agli allargamenti degli assi autostradali, agli investimenti sui porti, sugli aeroporti e quindi penso che saranno anni di grande sviluppo, non dimenticando che ci saranno anche le Olimpiadi invernali in Veneto fra poco, che saranno un'altra occasione di lavoro, di bellezza e di turismo. Quindi conto che la partita a Treviso
finisca già lunedì pomeriggio il primo turno. L'altra partita è quella del PNRR, 800 milioni per la Marca Trevigiana, oltre 100 per la città di Treviso. Il sindaco Conte una settimana fa, 10 giorni fa, ha parlato, c'è un'Italia a 2 velocità sulla realizzazione del PNRR e rischiamo di perdere fondi magari per le colpe di altri. È d'accordo? Io sto lavorando per spendere tutto e spendere bene. Ho sentito il ministro Fitto in autostrada venendo in macchina. Nel mio ministero passano più di 40 miliardi di euro e conto di spenderli tutti, da nord a sud passando per il centro, e spero che tutti possano fare lo stesso. Quindi che tutti siano allineati anche con i tempi. Sì, anzi al mio ministero se daranno dei fondi in più contro la siccità e le dispersioni idriche per sistemare le case popolari. Autonomia, è vero che Meloni dice non prima delle europee? Fantasie di qualche giornale. L'autonomia è già radicata in Parlamento, quindi il 2023 è l'anno dell'autonomia. Noi siamo convinti sostenitori anche delle altre riforme, perché non ci siano governi che vanno, vengono, maggioranze che cambiano, cambi di poltrona, cambi di casacca. Quello ovviamente è un percorso costituzionalmente più lungo in cui crediamo. Alla fine di questa legislatura una Repubblica federale in cui i cittadini scelgono direttamente chi li governa e per 5 anni quella è la squadra, quella è la maggioranza, penso che sarà qualcosa di positivamente rivoluzionario. Ed ora invece parliamo di scuola, manca davvero poco alla fine dell'anno scolastico, poco meno di un mese. Lo facciamo insieme alla preside dell'Istituto Max Planck di Treviso, Emanuela Paul. Buongiorno. Buongiorno a voi. Insomma, davvero manca poco meno di un mese, un po' un bilancio di quest'anno che fra l'altro insomma è il primo anno anche senza mascherine e da poco insomma è stato un po' decretato la fine di questa pandemia che ha davvero creato molti problemi soprattutto ai giovani, non solo anche agli anziani ma anche e soprattutto ai giovani. Quindi com'è stato quest'anno? Insomma è un po' un anno dove si è tornati alla normalità. Sì, decisamente, finalmente ci siamo riappropriati della scuola in presenza e di tutte le progettualità che questo comporta, comprese le uscite didattiche. Quindi il bilancio è un bilancio di un anno, se vogliamo, anche faticoso, perché tenete conto che negli ultimi 3 anni abbiamo cambiato assetti organizzativi e abbiamo fatto fronte a tutta una serie di emergenze, per cui ritornare anche a quella che era la normalità con tutti gli strascichi non è così immediato, però poter vivere le esperienze in presenza ha fatto una differenza enorme, noi lo vediamo nella soddisfazione dei nostri ragazzi che pur di fronte magari alle problematiche che la scuola comporta, perché l'impegno è sempre duro e gravoso, hanno comunque potuto contare sulla relazione viva dal vero con i loro docenti, quindi una cosa molto bella, questa è la scuola. Ecco, fra l'altro, insomma, esami di maturità, si torna anche qui alla normalità. Abbiamo avuto 2 anni dove purtroppo i ragazzi che si sono diplomati hanno dovuto purtroppo fare degli esami diversi durante il lockdown. Adesso si torna anche qui ad una normalità con gli esami, quelli che eravamo abituati a conoscere prima della pandemia. Certo, con tutte le prove ministeriali e quindi diciamo con tutta l'organizzazione che era attiva fino al 2019. Certamente, lo dico da futura presidente di una commissione, perché come tutti i colleghi andremo nelle altre scuole a compiere questo ruolo, noi dobbiamo comunque tener conto che questa generazione, questi ragazzi che ora affronteranno l'esame di Stato, hanno comunque avuto nella loro storia gli anni della pandemia. Non sarà proprio la stessa cosa, perché le conseguenze, i condizionamenti della programmazione in DAD ovviamente si vedano, però i ragazzi sono ritornati a un certo tipo di impegno, alle esperienze, parlo ad esempio anche del tecnico, alle esperienze in laboratorio, per cui è chiaro che potremo trovare frutto in questo tipo di preparazione, pur non dimenticando i disagi che per alcuni di loro sono stati decisamente importanti. Ecco, lei è a contatto ovviamente con i giovani
praticamente tutto il giorno, insomma tutte le mattine, e abbiamo visto che nell'ultimo periodo c'è stato un po' un disagio da parte di alcuni giovani, parliamo di giovanissimi, poi insomma di 14, 15, 16, 17 anni, possiamo chiamarle un po' bravate, ma non solo, parliamo solo di bullismo, ma anche di bravate vere e proprie, con insomma i famosi selfie fatti proprio ai limiti, rischiando anche la propria vita. Un fenomeno che è cresciuto dopo il lockdown, dopo che questi giovani sono tornati ad essere, possiamo dirlo, liberi. Sì, purtroppo mi sento di dire di sì, che c'è un aumento anche di questi fenomeni. E anche una cosa che purtroppo riscontriamo, l'incapacità talvolta di distinguere tra la realtà e la realtà virtuale che loro sperimentano anche in alcune competizioni che fanno parte di un certo modo di giocare più o meno online, insomma, delle loro modalità di divertirsi. Sicuramente i ragazzi a questa età sfidano gli adulti, sfidano il mondo. Ecco, a volte, probabilmente in quest'ultimo periodo, dopo questo momento, diciamo, di grande chiusura che ha impedito loro di avere le relazioni con gli amici e le esperienze normali di socializzazione di quell'età, forse ecco, è più facile cadere nella bravata. Su questo la scuola è impegnata quotidianamente a svolgere un'azione proprio per permettere loro di ragionare, e bisogna offrire loro le occasioni di riflessione, perché alla fine questi ragazzi hanno solo bisogno di stare anche con gli adulti, di parlare molto con gli adulti, perché alla fine appunto noi vediamo che i risultati di questa relazione continua, di questa attenzione e cura ci sono. Ecco, fra l'altro proprio il suo istituto, insomma, è davvero ricco di iniziative, di progetti proprio in questo senso. Sì. Sì, diciamo che ultimo in ordine di tempo che mi piace ricordare è l'impegno che è stato messo in un progetto. La nostra scuola è da poco capofila nazionale del progetto Invece di giudicare. È una rete attualmente di 22 scuole in espansione in tutta Italia, le quali hanno investito in una formazione sulla cultura della mediazione, e quindi noi abbiamo formato recentemente 15 ragazzi e ragazze di classe terza che a partire da settembre aiuteranno i loro compagni in caso di conflittualità a trovare degli strumenti alternativi a quello della rissa, a quello della litigata, e quindi educheremo all'arte del compromesso, quello alto, quello buono. Ecco, però questo è solo l'ultimo tassello di tutta una serie di progetti. Noi abbiamo un progettone, io dico, che si chiama Benessere a scuola, e che quindi è composto da tanti tasselli, da tante piccole tessere di mosaico che vanno dall'educazione alla salute all'educazione a essere cittadini digitali consapevoli, che accompagnano i ragazzi oltre alle materie tradizionali, perché insomma scopo della scuola è anche formare, no, questi ragazzi che diventeranno cittadini del futuro. Si può fare qualcosa di più, secondo lei, per questi giovani? Allora, io credo, sono una persona portata per formazione a pensare che per migliorare c'è sempre tempo e che bisogna dedicare le proprie energie. Sicuramente l'apertura allungata delle scuole, anche delle scuole superiori, quindi risorse in questo senso, possono fare la differenza. Le dico che quest'anno abbiamo sperimentato con 3 moduli di un PON che abbiamo, diciamo, recentemente vinto sulla socialità, che questi ragazzi vengono al pomeriggio, si formano gruppi che vanno fuori dalle classi, cioè interclassi si potrebbe dire, che sviluppano tantissimo la socialità, sviluppano la capacità di lavorare in gruppo, e questa è anche una competenza richiesta dal mondo del lavoro, e si vede proprio che riempiono il loro pomeriggio produttivamente. Molti di questi ragazzi sono soli il pomeriggio, non sono tutti impegnati magari in attività sportive o altro,
per cui la scuola può rappresentare un'ancora anche in questa direzione. Quindi se c'è un'azione che veramente solleciterei è proprio questa. Io la ringrazio davvero. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie, buon lavoro anche a lei, grazie davvero. Noi continuiamo a parlare di scuola però in un altro ambito, perché andiamo a Padova, dove vedo già sullo schermo la nostra Valentina Visentin, dove insomma si è parlato di caro affitti e degli studenti insomma che hanno passato questa nottata, fra l'altro anche fredda, nelle tende. Valentina, buongiorno. Sì, buongiorno Daniela, prima nottata, la prima di molte hanno annunciato gli studenti che hanno iniziato ad accamparsi ieri pomeriggio qui a Padova, come in molte altre città d'Italia, per protestare contro il caro affitti. Padova, che è la città universitaria ottava, quindi è nelle prime 10 posizioni tra le città universitarie con gli affitti più alti, soprattutto per gli studenti. Una manifestazione per chiedere alla Regione insomma un intervento. Qui con me c'è Domenico Amico, che è uno studente fuori sede ma anche presidente dell'UDU, l'Unione Universitari, che ha indetto questa manifestazione a Padova e che ci racconta un po' com'è andata la notte qui in tenda. Le vedete alle nostre spalle le tende piazzate ieri pomeriggio. E diciamo che tutto sommato è stata una notte molto accogliente. Tra le tante difficoltà, tra il freddo e tra il fatto anche di non avere le comodità che normalmente si hanno in una casa, abbiamo avuto un ottimo riscontro positivo da parte degli studenti e delle studentesse e della cittadinanza, che passando, sapendo anche della manifestazione, è venuto a portarci un po' da mangiare e ci hanno portato anche un po' di viveri e abbiamo passato anche una notte serena, tra le mille difficoltà ovviamente. Chiedete risposte a chi? Noi abbiamo un obiettivo chiaro e preciso, tutto quello che riguarda la residenzialità e l'abitare è una questione prettamente regionale, dunque chiediamo un tavolo alla Regione, chiediamo un confronto aperto, noi che siamo rappresentanti all'interno delle università, affinché si possa trovare una soluzione nell'immediato, non una soluzione a lungo termine, nuove residenze tra 6 anni, nuovi posti tra 6 anni. Quello che noi vogliamo adesso sono delle soluzioni attuabili già da adesso, perché è già da 1 anno e mezzo che viviamo in questa condizione e non riusciamo più ad andare avanti. Allora, mentre Domenico, che è uno studente fuori sede, ci racconta quanto paga d'affitto e un po' com'è la situazione, noi vi facciamo vedere anche le tende, la situazione delle tende, che sono 6 qui posizionate sotto l'ingresso, davanti all'ingresso di Palazzo del Bo, la sede principale dell'Università di Padova. Lo vedete, sono attrezzate con coperte e piumini perché questa notte ha fatto freddo, le temperature sono scese, c'è l'allerta meteo anche per le prossime ore che però ci hanno detto gli studenti non gli scoraggia. Tu Domenico, da studente fuori sede, quanto paghi? Allora, io quest'anno sono riuscito a trovare una stanza singola e dignitosa a 300 euro. Il problema è proprio questo quando dico dignitosa, perché 300 euro non è un prezzo che è accessibile a tutti e a tutti. L'anno scorso avevo un contratto in una stanza da 400 euro, allora data anche la non accessibilità, più le spese arrivavo anche a 500 euro al mese, siccome non potevo sostenere economicamente queste spese, ho deciso il giorno stesso in cui ho firmato il contratto di trovare una nuova abitazione, un nuovo alloggio, e sono riuscito a trovarlo solo dopo 5-6 mesi. Ecco, perché non c'è solo il problema dei prezzi molto alti, ma anche il numero degli alloggi che scarseggia, quindi pensate che solo il 50% degli studenti che hanno diritto ad un alloggio universitario riescono ad ottenerlo, tutto il resto si deve arrangiare cercando affitti che, come abbiamo sentito, sono piuttosto onerosi per uno studente che deve pagare anche le tasse universitarie e magari trovarsi anche un lavoro da precario. Ringraziamo Domenico, proviamo un attimo a sentire qualche altra testimonianza e poi vi facciamo sentire anche le voci di chi ha portato solidarietà agli studenti. Intanto Cristian Roque Allende ci segue, vedete le immagini delle tende qui fuori da Palazzo Bo. Proviamo a chiedere anche un'altra studentessa. Ciao, ci racconti da dove vieni e quanto paghi di affitto? Io vengo dalla Liguria e pago più di 300 euro di affitto, tra l'altro casa trovata dopo lunghe ricerche, dopo 2 truffe subite, una mi ha fatto anche perdere un sacco di soldi.
Adesso paghi 300 euro e ci hai messo tanto a cercare casa, quindi. Sì, ho passato circa più di 6 mesi nel trovare casa e tra l'altro è stata una ricerca anche abbastanza disperata perché si stava avvicinando l'inizio dell'anno accademico, mi stava finendo il contratto, ho dovuto anche gli ultimi giorni soggiornare in casa di amici e ho subito 2 truffe perché quando si cerca così in maniera fannosa si accetta tutto anche senza vedere la casa e spesso si danno anticipi di case che non esistono. Grazie, come ti chiami? Francesca. Ringraziamo Francesca per averci raccontato la sua esperienza. C'è qualche altro fuori sede? Da dove venite? Io dalla Puglia. Io dal Piemonte. Quanto pagate d'affitto? D'affitto il primo anno pagavo 3,80 per una doppia. E adesso hai trovato qualcosa? Adesso ho trovato qualcosa di più fattibile, pago 2,50. Io pago 5,30 per una singola, sono molto in centro, però l'appartamento è discretamente orribile, siamo 3 ragazze con un bagno solo, bagno cieco tra parentesi, quindi tremendo, è una cucina minuscola, non abbiamo un salotto ed è un po' tantino in effetti, 530 euro per una singola. È difficile trovare casa? Sì, assolutamente, il mio contratto scade a luglio, quindi io entro luglio devo essere fuori casa. Sto cercando con 2 miei amici, stiamo cercando un appartamento in realtà perché cercare un appartamento conviene 1000 volte di più che cercare una stanza singola, però è veramente difficile perché anche lì il costo degli appartamenti è altissimo e veramente le occasioni scompaiono dopo 5 secondi, quindi sta diventando veramente difficile trovare un'alternativa tra una cosa e l'altra. Grazie, vi chiamate? Federica. Francesca. Grazie anche a voi, vedete gli studenti si sono attrezzati anche con del cibo e delle bevande calde perché fa freddo, tanta anche la solidarietà come vi dicevamo e vi hanno raccontato che è stata portata dai cittadini. Ieri sera a far visita agli studenti è venuto anche il sindaco di Padova Sergio Giordani che ha promesso quanto prima un incontro con gli studenti, è arrivato qui anche il segretario nazionale della FIOM De Palma che ha portato la solidarietà agli studenti e è arrivata l'assessore al sociale Colonnello, ma c'è anche come rappresentanza sindacale Aldo Marturano, segretario della CGIL. Cosa avete chiesto e cosa avete espresso solidarietà agli studenti oggi? Siamo venuti a dare solidarietà, siamo in un percorso di mobilitazione, il 13 maggio saremo a Milano. Lo facciamo proprio per questa ragione, perché chiaramente sono ormai troppi anni che si fanno scelte economiche che penalizzano la stragrande maggioranza della società. Queste disuguaglianze francamente non sono più tollerabili perché poi a pagare è sempre di più e sempre maggiormente chi ha più bisogno e la povera gente, tra questi ci sono gli studenti. Il tema del caro affitti è un tema di un'importanza straordinaria. Che riguarda anche tante famiglie. Riguarda tante famiglie, assolutamente sì, è uno dei temi rispetto al caro vita, alla crescita dell'inflazione, insomma basta andare a fare la spesa e si vede, poi l'inflazione pesa maggiormente su chi ha redditi più bassi e ricordiamo che lavoratori dipendenti e pensionati hanno redditi che non superano i 35.000 euro, nella provincia di Padova la media è di 23.000 euro. Ora questi sono ragazzi appartenenti a molte di queste famiglie, sono figli chiaramente di lavoratori dipendenti che fanno fatica e che fanno anche sacrifici per farli studiare. Arrivare qui e trovarsi in una situazione dove ovviamente l'offerta è poca per una serie di ragioni e cresce il costo, la proposta di affitto, figuriamoci uno studente non è in grado di sostenere. Ma qui c'è una doppia penalizzazione, si colpisce il diritto all'abitare e si colpisce il diritto allo studio, perché chi non può permettersi deve rinunciare, penso a tanti fuorisede, deve andare via. È chiaro che di fronte a questo ci vogliono scelte, un governo politico che non arriva, bisogna dare risposte a partire dalla Regione. Potrei citare lo stesso tema che riguarda gli studenti, anche gli studenti, che è quello del trasporto pubblico locale. Stessa situazione, aumenta perfino il prezzo del biglietto, non ce la si può fare. Questa è la situazione, Daniela, se abbiamo ancora qualche minuto vi farei sentire anche le dichiarazioni di Emma Ruzzon, che è la presidente degli studenti universitari, altrimenti restituisco la linea allo studio. Dimmi tu, Daniela, se abbiamo ancora qualche minuto di tempo. Valentina, hai ancora qualche minuto, puoi assolutamente intervistarla. Ok.
Ok, Emma, scusa, siamo in diretta, l'abbiamo interrotta un attimo, ma volevamo sentire anche la tua esperienza, perché Emma Ruzzo, anche la presidente degli studenti universitari, ha passato anche lei la notte qui e, insomma, e continuerete ad oltranza? Sì, continueremo finché non avremo delle risposte, diciamo. Sicuramente siamo attrezzati per stare stanotte, domani, dopodomani, stiamo allargando un po' la chiamata e gli studenti hanno voglia di unirsi, sicuramente ci daremo il turno, però c'è molta voglia di partecipare a questa cosa ed è molto sentita. La rettrice Mapelli l'avete sentita? In qualche modo ci sarà possibilità di un incontro? Speriamo ci sarà un incontro con la rettrice, sì, al momento non c'è ancora stato. Ci auguriamo che ci sia, insomma, un incontro di qualunque tipo. Grazie a Emma Ruzzone, ovviamente anche lei ha passato la notte qui insieme a tanti altri studenti. Avete sentito, la manifestazione proseguirà. Queste sono le tende che si stanno popolando, anche perché ormai è l'ora di pranzo e gli studenti stanno tornando anche dalle varie lezioni. Continueremo a raccontare questa mobilitazione con i nostri servizi anche nei prossimi giorni. Intanto da Palazzo del Bo a Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie davvero a Valentina, insomma, per questo davvero reportage di questi studenti che stanno passando la notte, anzi la prima notte, ne passeranno altre in quelle tende, appunto, come avete sentito, proprio per protestare del caro affitti troppo alti per gli studenti che fanno poi fatica ovviamente non solo ad andare avanti ma anche a trovare gli alloggi. E parliamo sempre di giovani, perché c'è un'iniziativa dei giovani sempre di Generazione Padova, sempre a Padova, contro il caro biglietti invece dei mezzi pubblici. Sentiamo. Abbiamo lanciato la petizione Ferma l'aumento, contro l'aumento per l'appunto delle tariffe orarie del trasporto pubblico e degli abbonamenti. I biglietti è pur vero che sono aumentati in termini di tempo di validità, ma comunque al minuto troviamo un 10% in più del prezzo. Inoltre un mese fa sono state tagliate 56 corse giornaliere su più linee. Questa la protesta degli attivisti di Generazione Padova, l'associazione legata all'ex assessore Marco Carrai, che si ripropone di fermare l'aumento dei prezzi dei biglietti e degli abbonamenti di Bus Italia. Come popolazione studentesca, ma come popolazione padovana tutta, troviamo che queste siano scelte che facciano ricadere la difficile situazione finanziaria di Bus Italia, che pur riconosciamo, sulle spalle delle cittadine e dei cittadini. I QR code verranno attaccati alle fermate di bus e tram per permettere di firmare digitalmente la petizione. Auspichiamo che le istituzioni comunali, universitarie e chiaramente le dirigenze di Bus Italia tornino su alcune decisioni che tra l'altro sono dannose per quanto riguarda l'ambiente, perché in una città che vuole essere sempre più verde si va fondamentalmente ad incentivare in maniera pesante il mezzo privato. E come vi avevo anticipato prima, ora invece parliamo degli alpini, perché si avvicina davvero, conto alla rovescia, per la 94esima adunata nazionale degli alpini a Udine. Manca davvero poco per una 3 giorni di festa e domenica poi nel giorno della grande sfilata delle penne nere. Questo ve lo anticipiamo, come Antenna 3 vi racconterà in diretta l'emozione di questa giornata. Conclude l'evento, una maratona non stop che inizierà dalle 7:30 del mattino fino a sera, per vivere con voi momento dopo momento la festa alpina. Come sempre avrete la possibilità di mandare i vostri messaggi al 351 1755 340, appuntamento dunque domenica mattina alle 7:30. E molti alpini sono già partiti, molti sono già a Udine. Io vi presento subito l'ospite che è qua, insomma, ed è ben riconoscibile, presidente della giunta di scrutinio sezione ANA di Treviso, Marco Simeon. Buongiorno a voi. Buongiorno a tutti. E insomma adesso parleremo proprio di questa 3 giorni, insomma, importante, uno degli appuntamenti più importanti degli alpini. Siamo giunti alla 94esima edizione della Adunata Nazionale. Oggi praticamente è un'anteprima, perché oggi la giornata è dedicata alla memoria, al ricordo delle vittime del terremoto del Friuli del fatidico 6 maggio del 1976. Ecco che si apre quindi un'anteprima importante il giovedì. Domani alle 9 ci sarà l'ufficialità con l'alzabandiera e gli schieramenti dei battaglioni delle bandiere di guerra, e da lì fino a domenica alla grande sfilata con tutte le sezioni
si prevedono circa 70.000 alpini sfilanti e qui faccio una premessa: il record appartiene alla Dunata del Piave di Treviso del 2017, di cui porto la maglia ufficiale. E quindi siamo qui che un po' di bagarre tra sezioni. Ecco, comunque Udine è la patria degli alpini, la patria della Giulia, ospita il comando brigata e ha dato i natali, il Friuli, ai più importanti battaglioni alpini, ricordiamo il Gemona, il Tolmezzo, il Cividale, ai gruppi di artiglieria da montagna, il gruppo Conegliano, il gruppo Udine, il gruppo Belluno. Ecco. E noi adesso poi parleremo anche delle penne nere trevigiane, che molte sono già partite, altre stanno per partire. Però andiamo prima a Padova, perché a Padova in partenza ci sono oltre 1000 penne nere. Sentiamo il servizio e poi torniamo in studio. Le penne nere padovane che quest'anno ci aspettiamo in adunata saranno, diciamo che sfilano almeno 1 migliaio. Quindi un po' di più rispetto a quelle che erano normalmente quelle che sfilavano nelle altre adunate precedenti, perché Udine, bene o male, è una città alpina, è una città che ha visto, o comunque una zona che ha visto la presenza di tanti alpini padovani al tempo della Naja. Da domani inizieranno a partire i vari gruppi in camper, in macchina, con le tende o in pullman per raggiungere Udine e gli altri paesi per le varie feste collegate alla Dunata nazionale. Lo sfilamento delle penne nere padovane è previsto nel pomeriggio di domenica. Dopo le polemiche seguite alla Dunata di Rimini per presunte molestie e apprezzamenti alle donne, anche gli alpini padovani ne prendono fortemente le distanze. È stato fatto un decalogo ed è stata fatta una grossissima opera di, non lo chiamo formazione, ma sicuramente di sensibilizzazione agli alpini, fatta tramite le sezioni e i capigruppo. Sensibilizzazione volta sia a far capire che certi atteggiamenti, anche verbali, non sono assolutamente da tenere, ma a far capire anche a quegli alpini che dovessero vedere qualche comportamento non corretto e fargli capire che non dobbiamo essere indifferenti, ma che dobbiamo in qualche modo intervenire per evitare questo tipo di atteggiamenti. Dunque parlavamo da venerdì, insomma parte questa 3 giorni di festa come sempre, come ogni adunata con gli alpini che insomma davvero portano colore, portano una festa bellissima con i cittadini che non vedono l'ora di vedere lo sfilamento poi di domenica. Ma insomma partivamo venerdì l'alzabandiera, poi tutta una serie di iniziative. Sì, le nostre adunate si articolano nella principale, la fase di apertura, come dicevo all'inizio, con l'alzabandiera, poi ci sono gli schieramenti delle bandiere di guerra e lo sfilamento del battaglione e del reggimento, presumibilmente in questo caso si parla dell'8° Reggimento Alpini, perché ha sede nelle caserme del Friuli. E, dicevo prima, Udine, il Friuli, è la sede di quella che era la divisione Alpina Giulia e dal 1949 si è trasformata nella Brigata Alpina Giulia con il nuovo ordinamento militare post bellico. Ecco, la Giulia, tutti la conoscono, è la divisione che fu martire durante la campagna di Grecia, Albania e Russia, e poi venne rifondata nel 1949 come brigata al cui interno si svilupparono i battaglioni e i gruppi di artiglieria da montagna. Ecco, unico neo di questa 3 giorni di festa è il maltempo, perché purtroppo insomma non sono previste per ora almeno insomma giornate di schiarite, ma fra l'altro ricordo, se non ricordo male, che anche a Pordenone ci fu un acquazzone. Il Friuli non porta fortuna agli alpini purtroppo, perché dopo la adunata del 2014 di Pordenone il Friuli Venezia Giulia ospita la 94esima adunata nazionale. Vi ricordo che Udine ha già ospitato, la sezione di Udine, altre 4 importanti adunate nel 1925, nel 1974, nel 1980
83, nel 1996 e appunto quest'anno. Non sono fortunati perché ricordo che... Ma questo però non li ferma, No, noi non ci fermiamo, le bufere non ci fanno paura e quindi l'acqua per noi siamo alpini. Ecco, dicevo appunto che il Friuli non è stato clemente con il tempo non è stato clemente con il Friuli, perché appunto nel 2014 a Pordenone ci fu veramente una grandinata pazzesca e questi 60.000 che sfilavano sotto la grandine, sotto la pioggia, e quindi è stata una grande prova, Che poi, se non ricordo male, proprio il clou del maltempo ci fu proprio quando iniziò a sfilare Treviso. Treviso, esattamente. Treviso, una grande e importante sezione di cui mi fregio oggi di rappresentare come presidente della giunta di scrutinio. E lì saremo presenti in questi giorni appunto gli alpini della Marca, circa 6.000 penne nere divise tra i 3.000 circa della sezione ANA di Treviso, e poi ci sono le sezioni consorelle di Conegliano, Valdobbiadene e Vittorio Veneto. Ecco, abbiamo detto, stanno partendo, abbiamo visto le penne nere di Padova, ora invece andiamo a Vicenza, perché anche loro ormai fervono i preparativi, molti sono partiti, altri partivano proprio ieri e molti partono oggi. Da mattino presto gli alpini dalle 6 di questa mattina sono già in movimento, stanno caricando i mezzi, viene praticamente la prima parte è la logistica, quindi partono con i mezzi, con i capannoni, con i servizi, con le cucine, con tutto quel che è utile per il grosso, che poi partirà nei giorni di venerdì e sabato. Chi in auto, chi in pullman fervono i preparativi per gli alpini, familiari e simpatizzanti che da Vicenza tra i primi stanno raggiungendo in queste ore Udine per partecipare alla 94esima adunata nazionale. La pioggia non vi fermerà? No, la pioggia assolutamente no, perché gli alpini non sono solubili in acqua, però voglio dire sarà sicuramente un disagio, però siamo abituati anche a questo, abbiamo avuto anche altre adunate, abbiamo sfilato sotto la pioggia, abbiamo sfilato anche con la grandine a Pordenone, per cui voglio dire siamo pronti a tutto. Il programma si apre giovedì, ma il momento clou arriverà domenica con lo sfilamento nelle vie della città, e noi di Rete Veneta saremo in diretta per tutto il giorno a partire dalle 7:30 del mattino per raccontarvi questa importante giornata, fin dall'ammassamento dei partecipanti con una diretta in edizione straordinaria. Giornata che assumerà una connotazione ancora più importante per Vicenza in vista dell'adunata del 2024. Domenica è un giorno molto importante in quanto ci verrà consegnata la stecca da Udine, la caricheremo sulle spalle, lo zaino è pronto, sarà un peso importante e significativo, ma siamo pronti, stiamo già lavorando per Vicenza, intanto godiamoci Udine, ma siamo pronti e carichi. Gli alpini non sono solubili in acqua, abbiamo sentito. Sono idrosolubili, no, direi di no. Quindi, dunque dicevamo, gli alpini di Treviso ad esempio, dove sono stati dislocati? Allora, per ogni adunata vi è una zona di ammassamento. Gli alpini della sezione ANA di Treviso con le consorelle Valdobbiadene, Vittorio Veneto e Conegliano rientrano nel 6° settore e quindi sono dislocate nella parte sud-ovest della città di Udine. Poi è qui proprio nella giornata di domenica, perché l'ammassamento è la presfilata. I campi invece attrezzati, le aree camper, le aree tende attrezzati per l'adunata sono dislocati nella cintura esterna della città di Udine. E qui volevo fare una precisazione: questa di Udine è la prima vera grande adunata, il ritorno dopo l'era post-Covid, anche se l'anno scorso c'è stata l'adunata di Rimini, però io qui devo dirlo, il Triveneto è la terra degli alpini. Rimini è stata un'ottima adunata, perché è bene ricordare che è stata la seconda volta che una sezione ha organizzato un'adunata in collaborazione, ad esempio Rimini, con la città, la Repubblica di San Marino, e quindi siamo andati in uno stato
estero, come nel 1938 l'adunata di Tripoli in Libia. La prima adunata che ha comportato un assieme di altre sezioni è stata proprio Treviso nel 2017, perché non si era chiamata adunata di Treviso, ma l'adunata del Piave. Perché? Certo. Perché raggruppava le sezioni di Treviso, di Conegliano, di Valdobbiadene e di Vittorio Veneto. È stata ed è tuttora l'adunata con la maggiore affluenza di visitatori, 650.000 nella 3 giorni di venerdì, sabato e domenica, il maggior numero di alpini sfilanti, 86.000 alpini sfilanti dalle 9 del mattino alle 9 di sera. Il record precedente apparteneva all'adunata che si svolse nell'anno 2000 a Brescia con 76.000 alpini sfilanti. Quindi Treviso, e lo dico con orgoglio perché io facevo parte del comitato organizzatore, mantiene e detiene questo record che sarà difficilmente battibile, perché sappiamo che con la sospensione della leva i rincalzi fanno fatica a integrare e quindi così è bene sottolineare certi aspetti. Anche che effetto le fa vedere queste immagini? È un grandissimo effetto, perché io poi tra l'altro ho prestato servizio nella Giulia nel battaglione Alpini Vicenza e quindi è un po' una Marcord, ecco, una Marcord. Purtroppo domenica io non ci sarò perché sono impegnato, ho una cresima di mio nipote e quindi c'è una priorità in questo senso. Però le mancherà. Mi mancherà certamente, ma la seguirò volentieri su Antenna 3. E abbiamo detto prima, un altro appuntamento importante con le penne nere sarà nel 2024 a Vicenza, e in diretta con noi fra poco la nostra Luisa Bertini con il presidente della provincia di Vicenza, Andrea Nardin, tornato proprio da Roma, dove tra i temi affrontati ha parlato anche proprio dell'adunata degli Alpini 2024 che si svolgerà a Vicenza e delle opportunità che offrirà proprio a questo territorio. Luisa, buongiorno. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo in compagnia del presidente della provincia Nardin, reduce da 3 giorni di incontri a Roma in cui sono stati trattati diversi temi, dalla viabilità agli alpini. Io partirei con un tema che è caro per la salute dei cittadini e che riguarda la messa in sicurezza del sito Miteni a Trissino. Quindi avete incontrato il ministro, cosa è emerso? Sì, penso che questa volontà di fare squadra, che poi ha avuto sintesi in questo incontro con il ministro e col vice ministro, in qualche modo sia un segnale importante, un incontro promosso dal Comune di Trissino, agevolato dalla senatrice Stefani, alla presenza anche dell'assessore Bottaccin, che in qualche modo ha portato questo caso a una rilevanza nazionale all'attenzione del Ministero. Il Ministero si è impegnato fin da subito ad attivare un tavolo di confronto per capire tecnicamente quali possono essere le soluzioni che da parte loro possono venire incontro alle esigenze del nostro territorio. Penso che questa sia una cosa che avviene per la prima volta in assoluto e quindi siamo fiduciosi e felici che riuscire a fare squadra a livello territoriale, come ho detto, ai diversi livelli, tra cui anche la provincia, abbia portato a un primo risultato, che è questo importante tavolo di confronto col Ministero. Ecco, un tavolo di confronto a cui seguiranno evidenti richieste da parte del territorio, anche perché la messa in sicurezza del territorio di Trissino e quindi del sito Miteni richiede consistenti interventi economici. Certo, ma quello che è importante, al di là dell'aspetto tecnico della messa in sicurezza e delle valutazioni economiche su quello che è l'intervento che deve essere fatto, è il fatto che il Ministero abbia iniziato a prendere coscienza, in esame la pratica, abbia iniziato in qualche modo ad avere quelle che sono le scadenze sulla messa in sicurezza e che ci aiuti in questo percorso, un percorso sicuramente arduo, difficile, economicamente costoso, che vede molti soggetti, tra l'altro molto importanti, coinvolti, i soggetti privati che stanno in questo momento portando avanti la bonifica, e quindi avendo al nostro fianco il Ministero, oltre agli enti di cui abbiamo parlato prima, sicuramente i risultati potranno essere migliori.
E poi si è parlato anche degli alpini, perché Vicenza domenica prenderà il testimone, quello che si definisce la stecca da Udine, perché poi nel 2024 ci saranno la Dunata Nazionale degli Alpini sarà proprio a Vicenza. Sì, uno spirito di solidarietà alpina che era trasversale tra senatori onorevoli che ho incontrato in questi giorni a Roma, con la volontà, da quando avremo la stecca che ritireremo col Presidente Marchiori domenica sera a Udine, la volontà di far fare bella figura a quelle che è il territorio vicentino, quindi non solo Vicenza, ma pensare ad una dunata delle terre vicentine, in cui tutti noi ci metteremo al servizio di questo grande evento, di questa grande organizzazione che porterà Vicenza ad essere alla ribalta in qualche modo nazionale per alcuni giorni, quindi è importantissimo riuscire a fare bella figura tutti assieme. Quindi la Dunata anche per il rilancio turistico del territorio? Assolutamente sì, in particolare pensiamo di poter promuovere quella che è un'iniziativa che verrà inaugurata a brevissimo, che è l'Alta Via della Grande Guerra, un'alta via che unirà i 4 ossari presenti in provincia di Vicenza, quello che è il legame più forte forse proprio con il senso vero della Dunata, e quindi questo sarà sicuramente uno degli asset che vorremmo riuscire a promuovere attraverso la Dunata degli Alpini, vista la sensibilità di quello che è il popolo alpino riguardo a questi temi. Ecco, io ringrazio il Presidente della Provincia e restituisco a voi la linea allo studio. Grazie davvero a Luisa Bertini. Dunque appuntamento 2024 a Vicenza, ma parliamo invece di questa Dunata che ormai è alle porte. Insomma, una delle cose più caratteristiche, più belle da vedere, oltre allo sfilamento, oltre tutte le penne nere che girano per le vie della città, sono i cori. Sì, parliamo di alpini, parliamo di coralità alpina e parliamo di coralità di cori ANA della sezione di Treviso. Dobbiamo dire che la sezione ANA di Treviso si avvale di ben 7 cori ANA sezionali, è una delle maggiori in Italia. I cori sono impegnati in questi giorni, io se volete vi do l'elenco. Abbiamo il coro ANA di Preganziol che è impegnato venerdì 12 maggio a Feletto Umberto presso la chiesa di Sant'Antonio Abate, e poi il giorno dopo, sabato 13 maggio, nella chiesa Santa Maria Assunta a Udine in centro città. Poi c'è l'ottetto ANA che è impegnato sia venerdì 12 maggio a Meretto di Tomba nella comunità di San Marco, e poi ad Udine nella chiesa della Beata Vergine del Carmine. Il coro ANA di Oderzo, che è il più, diciamo, il capostipite della coralità sezionale trevigiana, impegnato venerdì in quella che è una occasione veramente teatrale, perché sarà impegnato a Lignano al Teatro Cine City dal titolo Gherivaren Abaita. Gherivaren Abaita è uno dei testi tratti dal Sergente nella neve di Mario Rigoni Stern. Sabato 13 maggio impegnati nella chiesa di San Nicolò a Udine. Poi il coro ANA Cimedauta di Roncade, sempre a Udine sabato, e per concludere il coro ANA Famiglia Alpina di Breda di Piave, anch'esso impegnato sabato nella chiesa di San Quirino a Udine. Ecco, noi fra l'altro l'aveva citato l'ottetto ANA di Treviso, lo abbiamo avuto a Ring, che ha intonato proprio alcuni dei noti canti delle penne nere, lasciando poi una sorpresa particolare per il finale. Vediamo proprio un estratto di questa puntata che è davvero stata molto bella. Sul cappello che noi portiamo c'è una lunga penna nera che a noi serve da bandiera. Su bei monti a guerreggiar, oi là là. Su bei monti che noi saremo, coglieremo stelle alpine per portarle alle bambine, farle piangere, sospirare, poi là là. A noi piace cantare, prima di tutto, ed è la cosa che più ci dà stimolo e la linfa per andare avanti con le nostre cose. E poi abbiamo tutti quanti una passione nel stare insieme, nel stare nel mondo alpino, di vivere l'alpinità, di sentirla
e questo ci rende orgogliosi di poter partecipare attivamente alle varie manifestazioni. Capitan della compagnia ed è ferito e sta per morire e manda dire ai suoi alpini che lo vengano a ritrovare. I suoi alpini che manda dire che non ha scarpe per camminare, o con le scarpe o senza scarpe, i miei alpini li voglio qua. E noi vi salutiamo con un famoso brano americano, ma fatto a modo nostro. È una canzone che invita a tendere la mano al prossimo, a non chiudersi nelle proprie convinzioni, rinunciando al dialogo, al confronto. E insomma non permettiamo al silenzio di crescerci intorno, di isolarci, di soffocare le nostre voci e non arrendiamoci al suono del silenzio. Salve buio amico mio, parliamo un poco tu ed io, che una visione s'è fatta strana in me, nei miei sogni lascia un po' di sé, s'è piantata nella mente mia ormai, la vedrai nel suono del silenzio. Avete sentito, davvero emozionante sentirli cantare. Le interviste del nostro vice direttore Ferdinando Avarino, era un estratto della nostra trasmissione Ring. Insomma è davvero un'emozione sentire gli alpini cantare, ma questo non lo dico solo io, tutti insomma i cittadini quando sentono, quando iniziano a cantare, quando ci sono i cori degli alpini si fermano. La coralità alpina nasce anche durante e soprattutto il servizio di leva, perché all'interno delle allora 4 brigate alpine esisteva proprio una corale alpina e la fanfara della brigata, quindi il coro della brigata accompagnato dalla fanfara della brigata. E questi che per 12 mesi furono gli alpini che cantavano, poi una volta congedati reintegravano nei cori dei gruppi delle varie sezioni in Italia. Ecco che nasce non a caso la coralità alpina, ma è un qualcosa proprio del DNA dell'alpino. Ecco, e parliamo anche di un'iniziativa importante dell'ANA di Treviso, che è un concorso fotografico, che è arrivato alla sua 22esima edizione, se non sbaglio. Sì, la sezione ANA di Treviso organizza, e quest'anno siamo giunti alla 22esima edizione, il concorso nazionale Fotografare la Dunata. In cosa consiste? Tutti coloro i quali hanno questa passione della fotografia scattano delle foto a tema. Qual è il tema? Perché facciamo un passo indietro. Il tema della Dunata qual è quest'anno? È il motto della Dunata: alpini, la più bella famiglia. Ecco, allora in base a questo motto della Dunata, che da 20 anni fa la sede nazionale ha introdotto per dare anche un fil rouge, no? Uno stimolo agli alpini, ha inventato il motto della Dunata. Ripeto, quest'anno è alpini, la più bella famiglia. Allora in base a questo tema, a queste tematiche, ognuno è libero di fare degli scatti che poi verranno esaminati da una speciale commissione formata dal presidente sezionale Marco Piovesan, dal consigliere Enrico Priamo, da esperti fotografi, e le fotografie saranno esposte in quella che era la vecchia sede della sezione ANA di Treviso, in Galleria Bailo, perché dobbiamo pensare che la sezione ANA di Treviso è una delle più grosse sezioni d'Italia, ed è importante perché ha al suo interno il polo museale, che è quella costruzione, l'ex casa della dogana in via Tasso. Ecco,
quello si chiama Portello Sile, la vecchia sede di Galleria Bailo e la nuova sede di via San Pelaio. Ecco che la sezione ANA di Treviso non si ferma solo alle attività tipiche specifiche associative dell'alpinità, ma integra anche con il suo centro studi un lavoro veramente notevole, perché oltre al concorso Fotografare la Dunata c'è anche il concorso Canoro, una canzone per la Dunata che sarà proprio la sigla della Dunata, ecco che è giusto dirlo. Ecco, ricordiamo anche una cosa, che insomma quando gli alpini poi lasciano queste città, dopo le adunate nazionali, lasciano non solo un ricordo bellissimo di questa 3 giorni davvero di festa, che speriamo ancora una volta insomma possa essere graziata dal tempo, ma lasciano anche delle opere importanti. Certo che sì, la Protezione Civile ANA, che veramente è uno dei nostri, se non oserei dire il fiore all'occhiello dell'Associazione Nazionale Alpini, proprio in occasione della Dunata, d'accordo con le amministrazioni comunali, con le municipalità ospitanti, restaurano proprio un'area dedicata. Io ricordo che a Treviso nel 2017 ci fu quell'importante restauro, no, nell'area prospiciente al quartiere latino. Ecco quindi che gli alpini insomma sanno veramente cosa devono fare, ed è tutto qui, insomma, ecco. Il nostro spirito, lo spirito che ci contraddistingue, perché non è solamente una kermesse goliardica, è un qualcosa che va oltre, ed è una tradizione, ma anche è quello spirito che ci contraddistingue, ed è anche una dimostrazione di forza, perché se pensiamo che la nostra associazione conta circa 350.000 iscritti, i numeri dicono tutto. Ecco, vogliamo anche insomma lanciare un po' un appello ai cittadini, anche se dovesse piovere, anche se dovesse esserci maltempo, insomma anche agli alpini che sfileranno, insomma fa piacere vedere i cittadini, anche se però ho visto, se ricordo bene, a Pordenone erano tutti con l'ombrello e nessuno si è mosso nonostante l'acquazzone. Ma siamo in una terra di alpini, ripeto, una terra della mitica divisione Giulia, e quindi è sintomatico che la popolazione ci accolga. Poi gli alpini qui, il Triveneto, io adesso non voglio essere di parte, ma gli alpini sono qui, insomma, ecco, il Triveneto ospita la maggior parte, sia a livello associativo come numeri importanti delle sezioni maggiori con il maggior numero di iscritti, ma anche se consideriamo l'arco alpino, la regione del Veneto, del Trentino del Veneto e del Friuli Venezia Giulia era quella che era più esposta anche geograficamente e politicamente prima del crollo del muro di Berlino, perché qui insisteva il maggior numero di battaglioni alpini, di militari pronti a fronteggiare quello che 40-50 anni fa era il nemico d'Oltralpe, ecco, la cortina di ferro. Poi noi lunedì, e questo lo anticipiamo, lunedì in diretta intorno alle 13:30, insomma avremo qua lui che ci ha tenuto finora compagnia, Simeon, e che verrà qui insieme anche ad un altro alpino, poi forse qualche altra sorpresa che non vi diciamo. Spero di portarvi il maggior numero di alpini possibile. Con qualche sorpresa vedremo tutte le immagini di davvero di questo sfilamento spettacolare nella città di Udine. Ripercorreremo queste 3 giornate di festa insieme proprio a loro, in attesa poi di rivederli il 2024 a Vicenza, ma non solo, perché prima ci sono anche altri appuntamenti. Beh, io potrei darvi appuntamento appunto il 16 e il 18 giugno in quella che è viene definita una mini adunata, e cioè il raduno del Triveneto, raduno del terzo raggruppamento, che quest'anno sarà a Belluno, altra terra di alpini, città veramente simbolo della Brigata Alpina Cadore,
e degli alpini nostri, i veneti. Ecco, noi siamo arrivati davvero al termine di questa edizione, quindi io vi ricordo, manca poco, 94esima adunata nazionale degli alpini, 3 giorni di festa e domenica nel giorno della grande sfilata delle penne nere. Come sempre Antenna 3 vi racconterà in diretta l'emozione della giornata clou dell'evento, una maratona non stop dalle 7:30 del mattino fino a sera per vivere con voi momento dopo momento la festa alpina. Come sempre avrete la possibilità di mandare i vostri messaggi al numero 351 1755 340. Appuntamento dunque domenica mattina dalle 7:30. Lo vedete in sovraimpressione, dunque non perdetevi questa giornata insieme agli alpini per questo sfilamento davvero bellissimo e spettacolare. Dunque appuntamento invece noi con loro lunedì. Siamo arrivati al termine, fra poco alle 13:40 ci sarà spazio per il consueto approfondimento. Da oggi verranno trattati temi di eredità insieme alla nostra Alice Montanieri, eredità, immobile e finanza. Gli ospiti in studio saranno Mauro Schileo, consulente patrimoniale, e Omar Grigolo, agente immobiliare. Noi ci fermiamo dunque per la pubblicità, poi subito dopo ci sarà la nostra Alice Montanieri per parlare appunto di questi importanti temi. Io vi do appuntamento invece con la nostra prima edizione per domani e poi lunedì ancora con gli alpini, domenica anzi per primo con gli alpini. Grazie e arrivederci. Grazie a voi. Perfetto. La tua bolletta continua a salire? Chiama lo 0422 32 06 05, Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006. Bentrovati al meteo. Un'intensa perturbazione ha raggiunto l'Italia, determinando condizioni di maltempo che si protrarranno per qualche giorno. Il dettaglio di giovedì 11 maggio. Sul Veneto cielo molto nuvoloso con precipitazioni diffuse anche di moderata intensità. Nel corso del pomeriggio poi probabile diradamento ed esaurimento dei fenomeni sui settori più meridionali della pianura. Temperature con contenute variazioni di carattere locale, minime tra 9 e 12 gradi, massime tra 11 e 15 all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, dove il cielo sarà anche in questo caso coperto con piogge persistenti localmente intense, neve abbondante in quota tra i 1600 e i 1700 metri all'incirca. Temperature minime tra 11 e 14 gradi, massime sui 14-17 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove domineranno ancora le nubi con rovesci un po' ovunque, come vediamo. Temperature minime intorno ai 10 gradi, massime sui 13-14 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. La tua bolletta continua a salire? Chiama lo 0422 32 06 05, Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006.